Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner, ci troviamo sul campo del calcio a 5 del circolo Sport City, dove stanno facendo il loro ingresso i Vintage e i Camaleonti per disputare la 12ª giornata del torneo della Selcetta. Entrambe appaiate a 18 punti, le due compagini possono ancora ambire a quel terzo gradino del podio, occupato al momento dalla formazione della Matrix, la quale, avendo già disputato la partita, può essere riagganciata oggi stesso da una delle due. Mettetevi comodi, appassionati di calcio 5, tra breve i Vintage contro i Camaleonti. Adesso ci prova comunque da sinistra con il numero 13, attenzione, a sorpresa, un'autorete e se ne vanno subito in vantaggio la Vintage People al terzo minuto di gioco. I chiami arbitrali con il conteggio che in questo sport si fa sempre. Attenzione, intanto c'è il raddoppio al quinto minuto di gioco. Se ne va sul 2-0 la squadra dei Vintage People, numero 4. Fortuna non ci pensa su due volte, buono il passaggio e stavolta c'è un gran gol, era stato bravissimo Fortuna ad aprire sul compagno di squadra che ha tirato senza pensarci su due volte ed è il 3-0 al decimo minuto di gioco. Poi l'allungo improvviso, buono il cambio di passo, attenzione, riceve ancora il numero 11 che si gira, il tiro al lato di poco, anche se c'era Cirulli che aveva coperto molto bene lo specchio della porta. Alla battuta c'era stato un colpo di tacco, la palla che era tornata sui piedi di Fortuna che va a realizzare il quarto gol al 16° minuto di gioco. E non trovato ancora la palla per lui, poi il numero 6, la conclusione con il ginocchio Colonna. Infatti questa volta ferma un'azione pericolosissima, la perde però e attenzione al tiro che se non andiamo errati ha scheggiato il palo e si è perduto fuori. Stessa cosa, Scarpino poi serve buonissimo qui con il tacco, attenzione Laghetti, supera con un tunnel, grande gol qui, grande gol del giocatore numero 7 Laghetti che fa il 5-0. Poi lo trova il numero 9, riceve ancora Fattori, e poi come una scheggia, si era fatto vedere sulla fascia destra, ha messo in dentro, ha realizzato il compagno di squadra, il giocatore numero 9 per il 6-0. Ritorna su Morale. Se la mette sul destro, buono qui e c'è anche il gol, il primo della partita da parte dei Camaleonti al 10° minuto di gioco, completamente sbagliato e sono 2 contro 1, possono ripartire, il pallone per Fattori, il tiro senza pensarci due volte per il 7-1 al 15° minuto di gioco. Fattori, fallo laterale per i Camaleonti, ancora da lì con Letion. Ha fatto una finta di tirare, però tira in un secondo momento e realizza il secondo gol per i suoi al 16°, 7-2. È stato bravo Cipriani a servire ancora Letion. Letion è tu per tu col portiere, il tiro di Letion, buono l'intervento di Colonna, angolo. Si allunga troppo, Scarpino se la ritrova addosso, il tiro respinto, ancora a sinistra Laghetti, ancora Scarpino, la porta sguarnita, grande intervento di Cirulli, angolo. E ancora possono partire in contropiede, attenzione Cimin. E la palla era stata intercettata dal portiere Cirulli che però non era riuscito ad allontanarla dallo specchio della porta e alla fine si è insaccata per l'8-2. Cirulli se la riporta sul sinistro, il tiro, è stato bravo Colonna a scaraventarla sul palo, sarà angolo. Battuto subito, attenzione Letion da solo, sì, è il gol dell'8-3, Camaleonti che ne siglano un altro al 23°. Nel frattempo eccolo il triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match, quindi che termina con l'8-3 per i ragazzi della Vintage People sui Camaleonti. E la squadra dei Vintage People che riagganciano al terzo posto quelli dei Matrix che avevano già disputato il match. C'erano soltanto 3 punti di divario tra le due formazioni. Con questa vittoria i Vintage appunto riagganciano proprio la Matrix e si riportano sul gradino di questo campionato della Selcetta.